C'entro anch'io, c'entro anch'io. Di nuovo centro anch'io, bentrovati a tutti. Padre Maurizio Malvestiti è il protagonista della nostra prima parte di questa puntata. Nacque a Verolanuova nel 1778 ed entrò sedicenne come novizio nel convento francescano di Quinzano. Durante una permanenza a Roma, Maurizio Malvestiti conobbe e strinse amicizia con il principe Luciano, fratello di Napoleone Bonaparte. Come educatore dei suoi figli seguì il principe in molti paesi e con lui finì anche arrestato in Inghilterra. A Parigi conobbe Napoleone stesso, al quale parlò molto bene di Brescia e dei bresciani. Studiò medicina e si dedicò alla musica e all'archeologia, ma soprattutto a Brescia il suo nome è legato alle 10 giornate. Il 1 aprile del 1849 i bresciani gli affidarono il compito di placare il generale Haynau. Salì in castello riuscendo ad evitare la distruzione della città. Per questo è lì ricordato con un bel monumento. Ed ora ci spostiamo nella città del Vesuvio per chiedere questo modo di dire. Fat el bates, tots i veulent diventare compar. Alex, il bolognese, sei di Bologna tu? Yes. Ma hai imparato qualcosa in bolognese? Mo voilà, mo che buoni, mangi tortellini? Sì, claro. Mangi tortellini a Bologna? Tortellini. Very good. E qui invece pizza. Pizza margherita. Senti ingegnere, guarda qua, si parla di bates in dialetto bresciano. Fat el bates. Toc e vol denta compare. Questo, no? Il battesimo, tutti, tots, i veulent denta compar, amici, i padrini. Toc e vol denta compare. Questo? Sì. Capito tutto, no? No. Grazie. Alex, in bocca al lupo per tutto, sei molto simpatico, bello, auguri per tutto, ciao. Ciao. Ilaria e Antonia, napoletane doc, ciao care. Tutto a posto, raccontateci qualcosa di questa bella città, dei vostri amori, delle cose che vi piacciono, dei vostri interessi, vogliamo sapere tutto. A Brescia, c'è gente che continua a chiedere, ma Ilaria e Antonia di Napoli che fanno, come stanno? Ci godiamo il panorama ogni volta, il mare, il profumo di mare, le canzoni vecchie, la pizza. Non solo la pizza. Voi siete fidanzate? No. Quindi, perché disdegnare un bel bresciano quando verrete su? Siete mai venuti su dalle nostre parti? Lago di Garda? No. Fate il batetto chi vuol Dove sta Batette? Perché Batette che c'è una S? C'è la S. Bates. Sembra francese. Non è francese. Sembra francese. Certo, perché lo dicono accentata, quindi non si legge l'ultima. No. Brava Antonio. E tu bisogna parlare tante lingue, lavora nel negozio di vestiti. Fate il bates. Fate il bates, tocchi vuol dentà compar. Sì, abbiamo capito? Zero. Niente, Antonia, niente. Nulla. Il bates è uno dei 7 sacramenti. Quale sarà? I sacramenti, che sono ste cose? Battesimo. Una volta che è stato fatto il lavoro sporco, diciamo che non è il battesimo ovviamente, questa è la spiegazione, quindi fatto il battesimo, tutti vogliono fare i padrini, i compar. Ah, i compari. Come a dire, una volta che è stato sistemato tutto, faccio io il padrino. Perfetto. Chi sono i vostri padrini, madrine? Mia madrina è di Roma. E la tua? No, è mia nonna. La nonna, beh, quindi insomma ogni tanto andate a riscuotere cassa, Dai. No, quando cassa mai? I madrini a Napoli sono un'altra cosa. Va bene. Grazie ragazze, ciao, alla prossima. Chiudiamo dalla Galleria Umberto I. Questa è la spiegazione, no? Fatto il battesimo, poi tutti vogliono diventare compari, Una volta che è stato fatto il lavoro duro, poi arrivano le gioie. Alla prossima, viva Napoli, ciao.